Prisrčno pozdravljeni, dobrodošli v Kulturni center na srečanje pod lipami, ki je tokrat v okviru Mednarodnega dneva spomina. Gost nocojšnjega večera je professor Ferruccio Tassin. Un cordiale saluto a tutti gli amici di lingua italiana. Questa sera, nell'ambito della giornata del ricordo, abbiamo come ospite il professor Ferruccio Tassin, che saluto cordialmente e do il benvenuto. Saluto anche il console della Repubblica di Slovenia che ci ha onorato con la sua presenza. Converserà con lei il professor Peter Černic. L'affido a lui. Grazie. Tudi z moje strani dober večer in najprej najlepša hvala, da ste se udeležili večera. Samo na kratko vam povzetek v slovenščini. Danes se bomo pogovorili s Ferrucciom Tassinom. Ferruccio Tassin, profesor, dolgo let je poučeval na šoli, zgodovinar, ki je zadnja leta posvetil veliko pozornosti raziskovanju in zgodbe Hajdutija, ki v naši sredi je predvsem znan in njemu gre verjetno največja zasluga, da se je koncentracijsko taborišče v Visku ohranilo tako kot je in se ni spremenilo v kako komercialno središče. Tako, pogovor bo potekal v italijanščini, bo potekal okoli dveh velikih tematik. Ena, odnosi med Slovenci in Furlani. In skušali bomo malo videti, kako so ti odnosi dejansko malo bolj kompleksni od tega, kar včasih smo se učili v zgodovinskih knjigah. Druga točka pa bo prav koncentracijsko taborišče v Visku. Tako, zdaj pa gremo po italijansko naprej. Allora, un breve saluto anche a te e ti ringrazio, ci diamo del tu perché ecco, è un po' difficile per me, altrimenti solo parlare con te. Allora, in questa serata, innanzitutto una breve domanda per presentarti, no? Tu ami definirti uomo di confine, no? Come un po' siamo tutti noi goriziani, però tu arrivi da Visco, allora devi spiegare un po' al nostro pubblico perché uomo di confine, perché forse non tutti sanno. Non Visco Capodmundi perché è un paese che è il terzultimo comune d'Italia, 352 km², ma dal punto di vista geografico è importante perché è stato per 5 secoli sul confine. In pratica, quando si è fissato il confine tra la Repubblica di Venezia e l'Austria, dopo la fine dei conti di Gorizia e dopo un periodo di lotta nel 1521, ancora prima che esistesse Palmanova, verso est Visco era il primo paese, quindi era un punto di incontro, anche se non consapevole, perché ovviamente lì c'erano poche persone che tiravano avanti la vita in maniera, strappavano letteralmente la vita ai giorni, ecco, ma era un punto di incontro tra popoli, etnie e lingue, perché verso ovest la cultura latina, verso est la cultura slava in senso generale, perché non era solo slovena, no? Ecco, perché molte volte il termine slavo viene usato in maniera dispregiativa o volutamente generica e questo non va per nulla bene, quindi preciso. E anche tedesca e ungherese, quello che mi preme far sottolineare proprio anche la cultura ungherese. Quindi possiamo dire che era un punto di confine ed è stato tale fino al 1915. Dunque confine, però non confine che divide, cioè un confine invece che intreccia tante relazioni, no? Un po', questa è un po' anche la tua storia, se non sbaglio, no? Il confine buono lo chiamava Celso Mancoro. Il confine buono. A me una cosa che ha colpito una volta ascoltandoti era proprio per capire questa complessità, questi intrecci, proprio il nome Visco, da dove deriva? Allora, il nome Visco, secondo alcuni, è un ipocoristico in termine tecnico, cioè il vezzeggiativo di un nome proprio, Visco come Iosco, come eccetera, no? Secondo alcuni. Invece, secondo altri, e secondo anche la mia modesta opinione, deriva dal termine, non so, visoco, elevato, perché, non perché abbia altezze particolari, ma perché ho scoperto, guardando la carta geologica del Friuli, che sia
il paese di Visco, che è un altro paese che ha un nome simile, Viscone, sono di alcuni metri elevati rispetto agli altri paesi. Ora, questo non si nota così visivamente, però lo notavano certamente quelli che in antico passavano di lì o si fermavano, perché emergeva dalle acque. Quando c'erano le grandi alluvioni del Torre, dello Iudrio, eccetera, che arrivavano fin lì e non erano ancora arginati perché lo Stato moderno non era ancora organizzato, si notava questo. Difatti in questo piccolo paese c'è in continuità l'uomo preistorico dell'età del bronzo antico, medio, recente, età del ferro, età romana, eccetera. Quindi vuol dire che erano luoghi che erano importanti da questo punto di vista, ecco. E poi sono stati importanti perché confines. Io ricordo di aver avuto un professore sloveno di latino che mi ha insegnato meravigliosamente l'italiano e ha tentato di insegnarmi anche meravigliosamente il latino, ma su quello ho sputato più pallini, come si dice in termini di rasoterra. Ecco, però del confines mi ricordo che l'etimologia fines vuol dire anche territorio, e confines, cioè sono territori che si intersecano, si scambiano, si scontrano anche, ma si scambiano, e il termine, ripeto il termine che ha detto prima, la definizione, dice insomma questo è il confine buono, lo scambio di esperienze, perché da noi a casa di mio nonno mio bisnonno andava al mercato del bestiame o Chiasella, a casa di mio nonno che aveva il regno delle frutta dietro casa, venivano gli sloveni del Coglio a comprare le frutta per distillarle, ecco. E gli sloveni del Coglio, che avevano sempre questa capacità commerciale, difatti non sono mai stati poveri in canna come i nostri della bassa friulana, dove avevano una grande proprietà. D'inverno loro facevano giochi, intagliavano il legno e venivano a venderli poi da noi, tanto che per noi era abituale. Come? Il primo podestà costituzionale era uno sfiligoi di Podgora, e non solo è stato quello, è stato anche il primo organista e il primo maestro di scuola, ecco, e ha messo radici lì. Perfino mia sorella, che ha studiato dalle Orsoline a Gorizia, in origine, adesso ha 80 anni, in origine era quadrilingue perché parlava tedesco, sloveno, friulano e italiano. Adesso è quadrilingue lo stesso, anche se conosce solo 10 vocaboli sloveni e 10 vocaboli tedeschi, ma lo stesso mette in lavoro e cerca di imbastire discorsi anche con quel numero limitato. Beh, dunque insomma, mi sembra chiaro che già in queste prime battute, no, si vede un po' la complessità del nostro territorio. Certo. C'è una complessità in cui effettivamente ci sono incontri sia territoriali ma anche di persone, di storie personali e così via, che effettivamente poi diciamo molto spesso non sono venute, cioè non sono presenti in quello che è la storia ufficiale, perché la storia ufficiale tende un po' a fare delle grandi linee, no? Sì. delle idee fondanti. Per tornare sempre sullo stile di prima, sì. Un parroco di Aiello, era di Aiello, e poi è diventato decano di Visco, era stato anche a Straussina, a un certo momento si batte, nei primi del Novecento, era stato riportato dagli italiani, si batte contro la tendenza a cassare qualsiasi parola sapesse anche lontanamente di sloveno, e dice: la tendenza a purgare la lingua e di cassare tutto ciò che non è puro prodotto nazionale farà sparire anche questi segni e documenti storici. E ancora, il nazionalismo spinto di essere rampolli dei leggendari Romolo e Remo, non so del resto che gloria sia, è una ridicolaggine. Noi avevamo avuto anche parroci decani, per esempio Stefano Goriù era parroco decano di Visco dopo, nella seconda metà dell'Ottocento, e io ho visto i libri dei nati seminati di pippe. Per esempio lui, per rendere dura la C, no? Visci, che è il genitivo di Visco, che vuol dire di Visco, lo metteva con la pipa.
ha seminato dei film, ammazzate dei film, dei libri sui cognomi. Ecco, no, mi pare interessante proprio entrare un po' in discorso in quest'ottica che un po' trascende l'ottica nazionale classica, no? Che cerca un po' di dividere, no? Non di creare un confine buono, almeno come è stata interpretata per gran parte del Novecento. No? Dunque, un incontro tra mondo sloveno e mondo friulano è esistito costantemente. Sì, no? ma anche ad altissimi livelli, Io credo, io ho fatto questa ipotesi, prima mi ridevano dietro, ma poi quando ho tirato fuori i nomi hanno cominciato a pensarci, perché io cerco di fare storia come si deve, come mi hanno insegnato. Io ho avuto come maestro una medievista, ma dopo anche Don Luigi Tavano, Celso Macora, eccetera, no? Ma ho avuto una medievista la quale mi diceva sempre che bisogna stare attaccati ai documenti e bisogna in storia verificare delle ipotesi, non voler dimostrare delle tesi, perché se si verificano delle ipotesi e si è disposti a modificare il proprio giudizio in corso d'opera, si fa storia, altrimenti si fa solo propaganda. E siccome i friulani non hanno mai completato il processo nazionale come gli sloveni, no? Del resto non avevano niente alle spalle, e siccome erano molto più malleabili, erano assai meno nazionalisti, tant'è vero che un sacco di vescovi sono stati fatti, i friulani sono stati fatti vescovi proprio per questa capacità di mediare, perché non avevano la base italiana in senso nazionalista, ma erano friulani. Per esempio Fla di Cormons è stato fatto vescovo di Novecento, no? Di Parenzo e Pola. Fogar nel Novecento è stato fatto di Trieste, dove c'erano gli sloveni, là ricordate, qui gli sloveni, e Valussi nel Novecento a Trento, dove c'erano i tedeschi, no? E quindi c'era questa tendenza a fare dei friulani perché erano capaci di mediare, si trovavano schiacciati tra uno e l'altro. Flap, per esempio, grondano lacrime le sue relaciones ad limina apostolorum. Sono andato a Roma all'Archivio Vaticano e ho letto le loro relazioni, grondavano lacrime perché si trovava stritolato tra l'uno e l'altro. Però c'è questo aspetto, che non è un aspetto folcloristico, è un aspetto della grande storia. Sì, probabilmente un aspetto della grande storia che fosse estendibile anche a tutto quell'ambiente che è stata la curia goliziana, no? Certo. Ecco, proprio parlando di curia goliziana, c'è un personaggio che in curia forse un po' meno, ma a livello politico ha svolto un ruolo fondamentale tra fine Novecento e inizi, cioè fine 800 e inizio Novecento, è Faidutti, no? Sì. E lui come si colloca in quest'ottica? Luigi Faidutti è uno che ha fatto gli studi per diventare un grande, nel senso che si è laureato a Vienna in teologia ed è stato allievo del Frittaneo, dove si formava il clero dell'I. Nel 2009 io sono andato con l'istituto a un convegno organizzato dalla Facoltà Teologica di Vienna e lì si parlava del clero dell'I dell'impero. Ebbene, hanno proiettato su 17 ore del convegno, io ho calcolato che ho proiettato per 2 ore l'immagine di Faidutti, e l'immagine di Faidutti ricorreva sia sui manifesti che sugli inviti che sui riassunti delle relazioni, perché era un esempio riuscito di come si studiasse da grandi. Lui ha studiato da grande, prima di tutto si è scontrato all'inizio con Adamo Zanetti, il quale Adamo Zanetti è stato il primo deputato moderno a Vienna, sostenuto dai liberali, ma quando i liberali si sono accorti di aver allevato la serpe in seno, perché lui si sentiva fortemente italiano, lo hanno mollato, e lui era un cristiano sociale. Non so perché, forse per questioni personali, nei confronti di Faidutti lui si è sempre dimostrato ostile, perché a un certo momento, quando si è presentato Faidutti per la prima volta candidato, è stato bocciato. Però dopo, quando Zanetti è andato via, ha cambiato del tutto aria, per Faidutti è stato via libera, e lui ha cominciato
rendendosi conto, palmo a palmo, conoscendo palmo a palmo tutta la vasta arcidiocesi poliziana, come segretario di Zorn. Ecco, lui si è reso conto di tutto e poi è diventato il leader carismatico del movimento cattolico finché dopo le elezioni, la riforma elettorale che ha creato la possibilità per tutti di essere eletti, per tutti, per le donne no, quindi non era ancora il suffragio universale, no? Ecco. E lui ha avuto un trionfo insieme con Bugato, e sia lui che Bugato hanno avuto l'appoggio determinante degli sloveni. Ma anche, se non sbaglio, Faidutti aveva proprio dei contatti familiari, no? Sì, lui si è sempre proclamato italiano, però Giorgio Bankic mi ha dato una ricerca che ha fatto un sacerdote, un Giovanella della Tisone, dove dimostra che aveva origini slovene, ma non è che le abbia rifiutate queste origini slovene, tanto è vero che quando i primi anni era allievo brillantissimo del seminario di Udine, lo chiamarono il poeta delle tre lingue perché lui riusciva a poetare in latino, italiano e sloveno, e guardate che anche dal punto di vista tecnico ci sono delle differenze enormi, perché la poesia latina è completamente diversa dalla poesia italiana e suppongo anche dalla poesia slovena. Anche tu hai provato i ritmi anche un numero inverosimile diversi, eccetera. Un personaggio del genere, quindi, se scriveva in sloveno certamente non rifiutava questo aspetto, tanto quando è stato perseguitato anche dall'Italia. Non è riuscito mai è stato chiamato da Zecchini nel Baltico e non è mai riuscito, come tutti auspicavano lassù, tutti i diplomatici dei vari paesi pensavano che sarebbe stato lui per 3 volte il nunzio in Lituania, e ha sempre forato. E anche povero, quando hanno ristabilito le relazioni tra la Santa Sede e la Cecoslovacchia nel 1927, che cosa hanno detto? Hanno detto che non l'hanno fatto perché era ostile agli sloveni, ai popoli slavi, e là non l'hanno fatto perché era ostile all'Italia, quindi vi lascio capire io, secondo me era un uomo giusto, tant'è vero che in anni recenti è andato il coro di Ruda a Kaunas, dove lui è sepolto, sono andato anch'io a trovarlo, e hanno cantato Ecce quomodo moritur iustus. Io credo che canto più appropriato non potevano fare per lui, era un uomo giusto. Sì, difatti probabilmente proprio, diciamo, lo scontro con il mondo politico sloveno era più uno scontro personale, diciamo, perché tra Gregorčić da una parte, mondo cattolico, e Faidutti è padre del Partito Popolare Sloveno, ante litteram, e Faidutti il padre del Partito Popolare Friulano, italiano, insomma, sì. Lì c'erano una lotta per il potere, infatti sono in quel periodo sono nel 13. Sì, ma in quel periodo si parla di alleanze un po' asimmetriche, sì, no? Sì, nella dieta provinciale di Gorizia, sì. Perché gli sloveni, i cattolici sloveni erano alleati con i liberali italiani e i cattolici friulani italiani erano alleati con i liberali sloveni, no? Diciamo così. Però al di là di questo, la mia impressione, studiando un po' questa parte di storia goriziana, al di là di quello che è proprio la contrapposizione nazionale, che era molto forte, il dibattito era anche, insomma, violento, però da un punto di vista pratico, pragmatico, almeno questa è stata la mia impressione, è che sono riusciti, proprio a scapito di questa dialettica nazionale, a portare a Gorizia tante cose. Cioè, in un certo senso, uno faceva il gioco di sponda dell'altro e in questo modo Gorizia è cresciuta. Non so se sei d'accordo o è sbagliata questa mia interpretazione. No, è vero, perché per esempio a livello parlamentare i nostri 2 deputati facevano parte di 2 commissioni fondamentali. Faidutti faceva parte della commissione agricoltura e Bugato, che era un mago delle lingue, conosceva tutte le lingue dell'impero, era un grandissimo parlatore,
era un esperto in quanto era funzionario del Ministero del Culto, quindi uno che conosceva tutti e sapeva oliare tutti i meccanismi della burocrazia statale, era membro della commissione bilancio e anche lì facevano certe volte delle alleanze tra, per esempio, i cattolici facevano con l'alleanza latina con i rumeni e con i trentini, ma a volte facevano alleanze anche con Janez Krek. Janez Krek era stato uno dei compagni di studi di Faidutti e quindi approfittava di questo per esempio portò a casa, come si dice oggi in termini molto pedestri, dei vantaggi importanti per le zone meno sviluppate, naturalmente ripagando poi l'appoggio ricevuto con appoggi dati. Anche per esempio il caso della scuola, Certamente. cioè, bisogna avere presente che per esempio gli sloveni, il primo ginnasio statale in ambito sloveno lo ricevono a Gorizia, e questo anche grazie a una pressione che era stata, diciamo, sia dalla parte della politica italiana rispetto a Vienna che diciamo la pressione slovena, che ha voluto portare qui questa scuola. Probabilmente non sarebbe riuscita se solo uno o se solo l'altro si fosse confrontato con Vienna, no? E poi, come io ti ho anticipato nel nostro colloquio telefonico, perché ci siamo parlati, ovviamente possiamo non che ci siamo messi d'accordo, perché va avanti a ruota libera proprio questo, non a ruota libera secondo un certo schema. E c'era qualcuno che lavorava in maniera continua e sotterranea per smussare tutte queste spigolosità tra le varie etnie, e questo personaggio esemplare è stato il direttore spirituale, lo spirituale lo chiamavano, del seminario teologico centrale, dove convenivano le diocesi di Trieste e Capodistria, Gorizia, Veglia, Parenzo e Pola, ma venivano anche dei teologi sloveni e ungheresi, e questo è il padre gesuita Antonino Zecchini, che è stato per 20 anni direttore spirituale del seminario ed è stato anche professore di diritto canonico. Guardate qui cosa scrive Carlo Musizza, docente del seminario teologico centrale di Gorizia e poi è stato anche rettore della Università Urbaniana di Roma. Scriveva il cardinale Eugenio Pacelli, che sondava quando c'era la sede vacante nel 32, perché dal 30 al 34 c'è stata la sede vacante, e Monsignor Sirotti, che Dio lo benedica, che era un popolare e poi un forte nazionalista italiano che ha fatto un sacco di danni. Bene, Musizza diceva Antonino Zecchini della Compagnia di Gesù sarebbe stato l'ideale come arcivescovo di Gorizia. Ne spiego le ragioni, dice. È nato nel goriziano e di nazionalità italiana, però mette friulano, ma conosce abbastanza bene tutte le altre lingue in uso nella Venezia Giulia. Dal 1907 al 21 fungeva da direttore spirituale del seminario teologico centrale e come tale, con la sua prudenza e col suo tatto, si era accattivato alle simpatie di tutti i chierici, senza distinzione di nazionalità, così che oggi si è assunto a quel delicato munere, godrebbe speciale venerazione ascendente su tutto il clero dell'archidiocesi, la maggior parte del quale, me compreso, è stata da lui scientificamente formata. E specialmente, dice, la sua prudenza. Posso affermare senza tema di essere smentito che nei 4 anni di mia permanenza in seminario teologico, dove erano chiesi ben 4 nazionalità, italiani, sloveni, croati e tedeschi, e ci metterei anche i friulani, quindi 5, Monsignor Zecchini mai si è lasciato scappare o si è permesso frase o gesto che lo abbia potuto compromettere presso i chierici, quantunque abbia avuto il compito abbastanza ingrato e delicato di esprimersi sovente circa le tendenze nazionali dei seminaristi. Ecco, questo è un'azione pacificatrice notevole che arava in profondità lo spirito. E la storia, ed era fino adesso sconosciuto. Questa lettera me l'ha segnalata un archivista, la Rita Lepre, e se non lavorano gli archivisti anche la storia può chiudere bottega, perché manca proprio la linfa vitale, la fonte. Sì, le fonti che molto spesso vengono
marcare, giusto per inquadrare il discorso. Si tratta questa lettera del 32, cioè 32, per capire, nel 31 del Sedei è stato praticamente decapitato sì, però giusto per capire, sì. Sedei è stato rimosso su volontà diretta del Papa, proprio perché in quel periodo c'era una pressione fortissima tra Stato, cioè Stato fascista, per via della questione cattolica, perché nel concordato del 29 la Chiesa è riuscita a mantenere, diciamo, le uniche associazioni permesse all'interno dello Stato fascista, e siccome la Chiesa in quel periodo cominciava ad avere un forte peso, le pressioni dello Stato fascista andavano verso la rottura del concordato, e uno dei punti per cui Sedei è stato rimosso è stato proprio questo, salvare il concordato, no? Cioè, questa lettera rientra in quel periodo lì in cui effettivamente si può capire quanto la Chiesa poliziale e quanto si sia lavorato proprio per creare una situazione di... Lo stesso Dixi per Trieste dopo Fogaro. Ecco, è il 36, no? Però mentre col povero Sedei non hanno potuto rendere giustizia, perché dal punto di vista proprio biologico non ci sarebbe stata la possibilità, perché è morto di crepacuore, tutti i sacerdoti sono d'accordo che è morto di crepacuore. Con Fogaro, che è stato esonerato nel 1936, i nostri parroci friulani dicevano che la Santa Sede avrebbe dovuto rendergli giustizia dopo, mentre invece fu fatto canonico di San Pietro, protonotario apostolico, ma si sa, un titolo più, titolo meno di quelli lì contano come i cavoli e merenda. Di figure, diciamo, che hanno cercato di mettere assieme il mondo friulano, il mondo sloveno, ce ne sono altri, anche Camino Medeotto. Certo. Magari... Camino Medeotto è stato fondamentale perché ha tirato fuori tutta questa storia che non si poteva, a cui non si poteva accennare, non si poteva neppure accennare, no? Ecco, quindi ha un merito grandissimo perché ha riscoperto, ma anche il clero, diciamo, dei paesi, che aveva una preparazione stratosferica, è bene dire questo, che tutto il clero friulano e sloveno e italiano aveva una preparazione eccellente. Il seminario era come una super facoltà universitaria, c'era una scuola di ebraistica, si insegnava il siriaco antico, l'arabo antico, eccetera. Qui c'era la crema proprio della cultura, quindi anche questi sacerdoti hanno spinto per riscoprire questa storia, che era una storia cassata proprio, la damnatio memoriae, si era arrivati alla damnatio memoriae. Ecco, pensate che ancora negli anni 80 andavo nei paesi a parlare del movimento cattolico e mi seguiva il maresciallo dei carabinieri che prendeva appunti. Dopo mi sono guarda il maresciallo dei carabinieri di Aiello, che è interessato alla nostra storia, e lui prendeva appunti, non so cosa poteva prendere appunti, perché i professori di scuola superiore non sapevano un H di tutte queste cose, tanto per dare la misura. Quindi il maresciallo dei carabinieri, anche se era un genio, era una bravissima persona, ma di quello non capivano, veniva dietro a vedere di queste cose. Io parlavo del movimento cattolico di Faiduti, di questi qua. Pensarsi che al tempo dell'arcivescovo Ambrosi, Monsignor Silvano Piani voleva intitolare il circolo Apia a Monsignor Faiduti, ha istituito una commissione, il buon Ambrosi, e la commissione ha sconsigliato di mettere Faiduti. Dopo hanno fatto molto più tardi il circolo, per dire a che punti, a che abissi di ignoranza, di pregiudizio si fosse arrivati. Faiduti aveva la colpa, no? Di aver citato il Te Deum solenne nel 17 quando è tornata all'Austria, no? Ma era austriaco, loro non capivano la differenza tra Stato e nazione. Qui c'erano sloveni all'interno dello Stato austriaco, croati all'interno dello Stato austriaco, friulani all'interno, italiani, quelle erano le nazioni, e lo Stato è lo Stato.
mentre quando arriva l'Italia e si vuole lo Stato nazionale, quella volta le minoranze devono essere soltanto assorbite, ecco, e basta. Quindi erano rullati. Tu mi hai raccontato, ho letto anch'io quelle lettere, ogni volta che un sacerdote sloveno faceva una predica nella sua chiesa in sloveno, arrivava la lettera del prefetto, a Margotti, e Margotti, per dire la verità, le difese. Tanto Margotti, sì, questo bisogna anche Devo dirlo, dirlo, perché... a Benedetto le armi quando andavano, sono andati a salire la Jugoslavia, purtroppo, ma dal punto di vista della difesa del suo clero, la difesa. Sì, diciamo anche un altro aspetto forse che va sottolineato, dice bisognava rullare le minoranze, ma bisognava rullare anche le capacità intellettive, insomma, di Gorizia in quel periodo, perché dal 20 in poi comincia a essere mandati via i milioni. Ma certamente, perché non era pensabile di fare un processo di nazionalizzazione con delle persone di quella levatura, no? Persone di quella levatura sovrastavano certi piccoli esseri che venivano lì con la tendenza nazionalizzatrice. Sì. A me ha colpito una lettera, me ne hai parlato anche tu, di Mirko Brumacche, anche lui, diciamo, per noi è importante, è uno dei padri proprio di questo ambiente, che nel 1934, quando arriva Margotti, insomma, gli manda una lettera in cui difende la particolarità e la specificità del clero goriziano e della chiesa di Gorizia, cioè una persona che... Ha molta implicità linguistica, sì. pluralità linguistica, sì. E difatti tutti, proprio nel 1934, tutti i decani sloveni prendono posizione e inviano una relazione sottofirmata da tutti al nuovo arcivescovo Carlo Margotti, e a un certo momento lo pregano di mandare nelle parrocchie slovene soltanto clero sloveno, e se casomai mancasse il clero sloveno, dicono ci mandi clero friulano, non dicono italiano, dicono friulano, e che non sia una parola a caso è testimoniato dal fatto che è sottolineato nel testo. Ecco, proprio per questo fatto che all'interno anche del seminario, questo me l'ha detto anche il mio parroco, che loro con gli sloveni andavano d'accordo. Cambiamo adesso tema e cominciamo a parlare un po' di Visco e del campo di Visco. Volevo chiederti tu come l'hai scoperto? Perché c'era una damnatio memoria anche di questo. Certamente, damnatio memoria e ignoranza della storia. Quando ho cominciato a occuparmi, per dire anche nei nostri anni cosa succede, quando ho cominciato a occuparmi di questo, un giorno sono andato a Palmanova e un maresciallo, una persona molto per bene, un maresciallo dell'esercito, mi chiede ma di cosa si sta occupando? Veniva qualche volta a sentire parlare di storia eccetera, ma sto occupando del campo di concentramento di Visco e degli sloveni, dei rapporti con gli sloveni. Ah, ho capito, mi ha detto, lei è figlio sloveno e comunista. E io ho detto, beh guardi, io non devo scusarmi di niente, però io sono stato uno dei segretari della DC del mio paese e ho lavorato con la DC provinciale per anni e anni. In quanto amico degli sloveni, sì, ho moltissimi amici sloveni, e anche un mio amico che è stato mio allievo per pochi giorni alle magistrali, e ha detto che quei 15 giorni in cui gli ho fatto lezione io gli hanno cambiato la vita, ma per questo, perché adesso le chiedono solo traduzioni. Ecco, capisci a che livelli eravamo. Allora, io del campo di Visco ho sentito parlare in famiglia, ma molto vagamente, perché ho cominciato a informarmi in paese e tutti mi davano delle notizie pressappoco. Mio papà mi ha detto che ha portato delle lettere che gli consegnava uno dei cappellani di arme, che era di Luda, da portare nel campo di concentramento di Visco al frate che era là per l'assistenza spirituale.
Mia sorella mi ha raccontato che una portinaia del monastero delle Orsoline è venuta da noi, è rimasta a dormire perché aveva portato un pacco al fratello di una suora, perché per fortuna avevano i pacchi, altrimenti avrebbero avuto una fame nera. Già c'era, come mi disse un ufficiale che è ancora vivente, ha più di 90 anni, quando gli ho chiesto com'era il cibo degli internati, mi ha detto carente, ecco, a portare un pacco. Poi, siccome ho avuto sempre la passione dell'archivio, e col mio parroco scartabellava nel poderoso archivio un archivio del decanale molto importante per la scuola, e lì anche si vede sloveni che venivano a insegnare nelle scuole, eccetera. E ho trovato il registro dei morti del campo di concentramento. Non so come sia andato lì perché avrebbe dovuto essere in municipio, ma nel Rabalton l'8 settembre era andato lì. E ho cominciato a vedere morti. Ma chi sono questi morti? Erano tutti sloveni, tutti i 25 morti erano sloveni. 22 sono morti nel campo e 3 sono morti a Palmanova. E allora ti vedo uno di 32 anni, ma come può morire uno di 32 anni? Vabbè, che quella volta non c'erano antibiotici, eccetera. E dice morto per nefrite in un soggetto con grave deperimento organico. Allora sono andato da un mio amico medico e dico: che diagnosi è questa? Fame, mi ha detto. Questa è fame. E ho avuto la fortuna di trovare alcuni superstiti, 2 superstiti di questo campo, anche uno dei medici di questo campo era ancora vivo, e l'aiutante maggiore. L'aiutante maggiore mi ha detto che loro mangiavano tutti nella stessa pignata. Dopo ho visto che conoscendo la pianta del campo che non aveva niente, perché c'erano cucine per ufficiali, eccetera, eccetera. L'ufficiale di cui vi ho parlato prima mi ha detto che addirittura gli ufficiali non mangiavano neanche dentro, mangiavano fuori. Ho detto che non è che si mangiasse alla grande, ma certamente non era il cibo degli internati. E ho capito che c'era appetito. C'era uno degli internati disse che il cibo era schifoso ma continuo, ecco. E uno degli internati, loro erano organizzati, soprattutto gli sloveni, dice che mescolavano a lungo le marmite, in modo che gli occhi che galleggiavano sopra e la pasta che nuotava all'interno fosse divisa equamente, e che fosse fame me l'ha dichiarato indirettamente sempre questo ufficiale ancora vivo che ha realizzato il progetto dell'acquedotto del campo e delle latrine del campo, e mi ha detto che scarseggiava la manodopera. E allora lui ha proposto al comandante del campo: posso io assumere manodopera e gli prometto cibo migliore? Sì, dice, fai. E questi hanno fatto da soli una parte del campo per un piatto di minestra in più, invece di uno ne mangiavano 2. Questa era la situazione. Una delle guardie del paese mi ha raccontato che ha sorpreso degli internati che erano usciti dal campo per il collettore fognario e andavano a mangiare grano turco. Ma ho detto, ma c'era il grano turco con latte. Che latte? Mi pare di sentirli ancora. E crustavi le blave come i ciavai. Mangiavano, facevano lo stesso rumore. E l'ho intervistato 3 volte perché era molto anziano, allora molte volte vedevo se battevano le barriere. Questa era la situazione. E allora nel 1996 è cessata la caserma in pratica, e allora come comune, io mi parlo della cultura quella volta, abbiamo fatto di tutto per avere la caserma, e io ho cominciato a interessarmi nel 92 in questo campo, ma non avevo chiaro ancora le dimensioni finché nel 2000, con una manifestazione di Concordia e Pax, sloveni e italiani, che sapete già, non occorre che vi vada a spiegare, hanno fatto una grande manifestazione nel campo di concentramento, in cimitero, in chiesa Visco, perché erano sepolti in cimitero i morti, e nel corso
improvvisamente mi hanno chiesto di parlare all'interno. Io mi sono sentito fisicamente male, mi sono sentito la pelle d'oca addosso, perché per la prima volta realizzavo che quello era stato un campo dove tanta gente era stata coartata nella propria libertà. C'erano anche 160 bambini, dai 120 ai 160 bambini. C'erano dei bambini. Come? Con una mucca per il latte per tutti quanti. Sì, no? per fortuna aveva un buon gruppo di medici, di pediatri, e uno di quelli, il conte di Castelbarco Armani, scrive a Monsignor Brumat che ha dato di sua tasca, ha comprato meli, perché il latte era sufficiente, ha detto, mancava il meli per lo svezzamento dei bambini. Per fortuna non è morto nessuno, non c'è capitata questa grande maledizione. Però una persona che adesso ha circa 80 anni mi ha raccontato che quando era bambino le nonne gli dicevano, gli raccomandavano, prega che lassù sta succedendo qualcosa di grave, perché sentivano piangere. Mi hanno detto, i negazionisti mi hanno detto che non era possibile sentire piangere. Bene, in un paese di notte adesso si sente il canto del chiù, si sente il canto di una civetta, lì se c'erano 100 bambini, almeno 50 piangevano i primi giorni per l'adattamento, ecco, e si sentiva, e come si sentiva piangere, ma anche questo mi hanno negato, capite? C'è un tentativo di sminuire tutto questo, ecco. Però c'è a rischio il monumento, diciamo, il campo è stato riconosciuto subito, no? Già nel... No, è stato, allora, ci sono voluti parecchi anni, nel 2001 è passato al comune, e nel 2010 è arrivato il riconoscimento del vincolo della soprintendenza. Pensavo nel 50, cioè quando è stata messa la prima lapide? La prima lapide. La prima lapide noi l'abbiamo messa nel 98. Nel 98. Quella prima, sì, cioè quella per i morti però. Sì. Negli anni 50, forse è stata la prima. E quando hanno riesumato, perché questi morti erano sepolti nell'ex cimitero militare che ospitava centinaia di salme dei soldati che poi sono state riesumate nel 1935 e portate a Reggio Emilia. E allora, guardate l'umanità, e allora quella volta hanno riesumato anche i morti sloveni e li hanno portati all'interno del cimitero civile, quindi li hanno voluti con loro. Questo è stato un segno, forse il primo caso in Italia in cui si è riconosciuto. Incredibile, così sì. E di questo ho prova, perché mi ha segnalato Ivo Jevnica un filmato in cui negli anni 60 proprio andavano a deporre in Jugoslavia, a deporre la corona, ed era all'interno adesso sono state riesumate, portate a Gonars, ed è stata messa sul muro in modo che non venga persa, almeno quella memoria, no? Comunque mi hanno sempre detto che quando ho parlato di questo che sono troppo pochi morti, allora questi necromani ho fatto un po' di conti. Prima di tutto lì hanno avuto la fortuna di passare un solo inverno, perché c'erano baracche e tende. Loro abitavano in baracche. Il nucleo che è stato vincolato, il nucleo centrale in muratura che esiste ancora, è stato vincolato alla soprintendenza su mia richiesta, e nessuno si muoveva. Ecco. Quindi un solo inverno. E poi avevano anche la fortuna di ruotare, cioè non restavano tanto tempo lì, per cui lì non sono mai stati più di 3-4 mila in un campo che era fatto per 10.000, ma ruotando sono venuti decine di migliaia, ma la fortuna era quella che andavano via dopo un certo periodo, ecco, dopo un certo periodo. Quindi, e poi vi ho detto che i morti ce ne sono stati e come. Tutti quelle migliaia che sono andate a piedi a casa sono arrivati tutti vivi. Quelli che hanno passato l'Isonzo per andare a combattere a Ternova erano tutti vispi e saltellanti dopo passato l'inverno col freddo e combattendo. E pensare che dei 150 solo del battaglione Orient, che si è riformato nel campo di Visco, Montenegrino, battaglione Orient, che sono partiti alla fine del 43
da qui, sono arrivati dopo 7 mesi, sono arrivati in Montenegro e col 30% in meno, in 100, di 150 che erano. Ecco, sono quelli. Allora, per i necromani in questi giorni ho scritto un articolo sul Gazzettino, sulla voce di Sotina, perché sappiano, si consolino che i morti ci sono stati. Ecco. Tu stai lavorando adesso intanto per creare un parco della memoria, no? No, io voglio non il parco della memoria, Io vorrei il mio perché il Visco, cosa in più Visco rispetto agli altri? Allora, se tu clicchi su internet e fai parco della memoria e schiacci il bottone, ti viene a cascata un sacco di parchi. Per cui tanti discorsi, nessun discorso, tanta solennità, nessuna solennità, tanta frequenza, nessuna rarità, vero? Ecco, nessun significato. Allora, e siccome è l'unico campo in cui si può sentirsi veramente il campo addosso, cioè tu cammini nei luoghi dove hanno camminato loro, vedi le baracche in cui andavano erano spogliati, in cui andavano a farsi la doccia, in cui andavano nel preventorio, eccetera. Cioè lo vivi questo campo, primo. Secondo, questo luogo è emblematico, perché dove c'era l'incontro di più culture è caduta la vergogna fascista, dicono sempre nazi, fascista, nazista, no, solo fascista. I nazi ne hanno già fatte abbastanza che non hanno bisogno di questo campo per fare bella figura, ecco, ne hanno fatte già di troppe, ecco. Questo era solo un campo fascista ed è l'unico intatto, quindi direi che è un unico da conservare. E poi era sul confine dell'impero, sul confine tra culture, unico anche quello. Difatti, dopo la guerra, lì sono stati disarmati i cetnici addirittura. Sì, sì. 15-20.000 cetnici sono stati disarmati lì, no? Ma poi hanno portato i cani ad allenarsi, ne hanno fatte 2, una i cani da catastrofe in un capannone dove hanno portato le macerie perché si allenassero il cane. Ora sapete benissimo qual è la nostra geografia delle caserme, basta spostarsi di un passo e trovi un'altra caserma. Dovevamo scegliere proprio quella lì, con decine di caserme che abbiamo nel raggio di 5-6 km. Non contenti di questo, hanno portato i cani anche davanti dove si affollavano, ci sono le fotografie dove si affollano quei poveri disgraziati che arrivavano da Palmanova legati con gli schiavettoni. Anche lì hanno messo i cani. Per fortuna la natura ci ha pensato, speravano di lasciar cadere tutto e che facessero la loro opera gli alberi vecchi, quelli semisecchi, invece sono caduti quelli verdi e hanno fracassato tutto l'ambaradan dei cani. Ecco, va bene. Lì mi sono sentito proprio come il cane che ulula la luna, mi sono sentito solo perché non si è indignato nessuno. 560 morti lì prima sono stati, perché lì era un ospedale, un luogo di dolore che prima è stato campo profughi del Piave, era un ospedale dove sono morti 560 italiani, nessuna associazione di reduci, di combattenti, nessuno ha aperto il becco. E quelli dei cani mi hanno attaccato perché mi hanno detto che i cani sono cani per bene che andavano a salvare la gente all'Aquila. Certo, andavano a salvare la gente all'Aquila anche se andavano ad allenarsi a Ermico, dove non c'erano i morti e ci sarebbe stato più rispetto. Se una cosa del genere fosse capitata in Germania sarebbe saltata per aria l'Europa, ma qui io temo che la dignità latiti. Ma in questa battaglia, diciamo, le autorità slovene e italiane come si sono comportate? Allora, le autorità slovene e italiane in pratica non si sono interessate ai massimi livelli, adesso cominciano, dopo che Pahor ha fatto, non che non si siano interessati al tema, ma non come per trovare una soluzione. In questo senso, adesso speriamo, ma io temo che ci sia il solito compromesso all'italiano, cioè quello riduttivo, cedo un po' che si ragioni a metri quadri, la memoria a metri quadri, non la memoria come concetto, il campo di concentramento, ma la memoria tot metri quadri. Io ti cedo tot metri quadri, anche lì c'è stato il gioco prima 10 metri quadri, quindi che venga il compromesso all'italiana, temo, ma sarebbe importante
che la politica, soprattutto la nostra politica, in un suo passato di vita, perché anche adesso hanno trovato il carello della vergogna, no? Cioè tutti i processi del generale Roa, dovete tenere presente che nessuno di questi è stato punito. Roa è stato, anche Graziani, che è stato un boia, quello sì veramente, altro che chiamare boia il nostro Presidente della Repubblica, a cui dobbiamo levarci non un cappello ma anche il cappello di riserva. Quello è stato un boia che ha fatto fuori, ha permesso di far fuori 300-400 mila solo in Africa, e poi ne ha fatte di cotte e di crude e le hanno fatto il monumento. Ecco, invece nessuno ragiona in questi termini. Io spero che dopo quanto ha detto Paco, ha detto che in Germania sono più avanti di noi siamo ancora all'anno zero, e qui il carrello della vergogna. Che carrello della vergogna? Ma non sapevano che c'è stata l'amnistia a Togliatti, no? L'amnistia per tutti quella volta, buonanotte al secchio. Adesso chi va a riprocessare? Vedremo se succederà qualche cosa, ma tutti non solo liberi, hanno fatto anche carriera, non solo liberi all'interno dello Stato. Beh, io cercherei di chiudere la mia parte di intervista qui e darei la parola adesso al pubblico per continuare la discussione. Mi ha colpito la frase che ha detto: hanno ammazzato troppo poco, perché purtroppo si sente parlare tante volte che qualcuno dice troppo poco hanno ammazzato. Sì, dicevano no. Ma non diciamo in tutti i sensi, non diciamo, anche i nostri amici. Non riesco a capire. Glielo dico io, cioè quelli lì, se non vedono almeno caterve di morti, non capiscono il sopruso. Io ho fatto questo ragionamento: basterebbe che una persona sia rinchiusa ingiustamente dietro il filo spinato perché sia un'enormità dal punto di vista umano, non occorre che ci siano i morti. I morti soltanto aggravano questa situazione. Ecco, questi non erano campi di sterminio, erano campi di concentramento, non erano campi di sterminio, però sono morti, e sono morti in gran parte perché non avevano sufficienza cibo, Ad Arbe, per esempio, sono morti dai 1.500 persone, là morivano letteralmente di fame. Io ho un diario inedito di un tenente medico dove descrive la morte per fame. Dice: non volevamo far niente per farli morire, ma non avevamo neanche la possibilità di mantenerli in vita. Cioè non avevamo, perché non avevano medicine e mancava il cibo, e fatti morire per fame. D'altra parte, il fatto di tenerli giù di calorie era specificato anche nelle circolari, perché col tenerli giù di calorie gli internati erano calmi, per forza erano deboli, non semplicemente. Ecco, nonostante tutto sono morti mica pochi, su 40.000 che sono stati internati sono morti 7.000, una percentuale altissima. Addirittura non dei campi di sterminio, che sono altra cosa, ma nei campi di concentramento tedeschi ci sono cifre più basse, percentuali più basse di quelle di altri. A questo punto siamo. Ma anch'io non mi spiego, sai, io resto a bocca aperta quando mi fanno queste domande. Mi hanno detto per 25 morti. E poi uno mi ha detto: ma chissà se era vero. Siamo a questi livelli, anche gente che ha relativamente giovani che ragionano in questa maniera, no? E voi pensate che siano minoranze? Affatto. Non dico che siano maggioranze, ma se sono minoranze, minoranze cospicue. Dammi Paolino. Quella superficie, cioè tutta quella superficie della caserma? Sì, era tutto a campo, era di più grande. Più grande il campo? Più grande ancora, sì.
molto più grande. Adesso è di proprietà del comune. Adesso è di proprietà del Cioè comune. è il piano. Ma anche lì mi contestano, dicono che non è vero, che era più piccolo perché non hanno mai letto una carta. Io ho trovato tutte le carte di come hanno sequestrato, hanno in pratica preso in carico come Stato e dopo hanno restituito ai contadini. Di quell'area restituita ai contadini in anni recenti è stata acquistata una parte dalla caserma e il comune non ha potuto interloquire perché sa benissimo che col nostro esercito quando si passava la porta c'era il mistero su tutto. Tanto per dirvi, la nuova cucina, le nuove cucine che sono grandi come un palazzetto dello sport sono finite dopo che la caserma era stata chiusa. Ecco, questo era. Il piano regolatore del comune, Sì. cosa prevede in Il prospettiva? piano regolatore del comune prevede di tutto, ma la faccenda è secondaria se vendono o meno. Se fanno anche un centro per giovani, non so, una cosa fatto bene, ma lasciano quella viabilità, quella tipologia, eccetera, è lì il punto. Il vincolo impone di agire, anche se si vende, in secondo una certa, per dire due cose al limite, come dicevano le sinistre una volta, che vendano mutande per elefanti o acqua di Lourdes all'interno, a me poco importa, mi importa che tengano bene fermo che quello deve essere letto oggi e tra 100 anni come un campo di concentramento. A livelli alti hanno messo il Certo, hanno vincolato. Su Allora io tutto avevo chiesto che mettessero il vincolo su tutto. Anche qui siamo andati col compromesso. Però è stato un compromesso molto intelligente perché hanno vincolato il corpo centrale che ha quasi tutti gli edifici intatti. Quasi tutti gli edifici intatti. Lei vede, è stato, no? Sì. Quel ferro di cavallo davanti era il comando, no? Subito dietro c'erano le docce, sulla sinistra c'erano le cucine, dopo la messa ufficiale. Quelle sono tutte intatte. Chiaro che certi magazzini, a parte hanno detto ma c'è il cemento armato era già alla fine dell'800, per chi sa qualche cosa di questo, no? Ma anche la minima scusa diventa occasione per minimizzare, per dire che io sto raccontando balle, eccetera, mentre invece la soprintendenza ha fatto una relazione meravigliosa, no? Adesso la sindaca ha scritto una lettera per smentire, siccome mi ha risposto il Presidente della Repubblica, mi ha risposto parecchi, insomma, no? E lei ha scritto una controlettera in cui dice che non era lì, che è stato portato via tutto, che la gente dice che erano baracche. Certo, ma l'ho scritto anch'io, segno che non ho letto neanche quello che ho scritto io, che c'erano baracche, quelle sono state smontate, ma la parte centrale è intatta, quella di quella della soprintendenza. Li hanno chiamati perfino profughi, non internati o imprigionati del campo di concentramento, profughi, cioè gente che era venuta, non sapeva dove andare, sono andati lì. In vacanza. Volevo chiedere da dove provenivano gli internati Ecco. e poi se lei ha fiducia, perché adesso del mantenimento del campo di concentramento si sta occupando il tavolo a Roma dove per l'adempimento della legge di tutela, no? Sì. Quindi è abbastanza a livello alto e ha delegato il commissario di governo di Trieste Sì. se ha fiducia in questo gruppo. Ma Poi terza domanda che volevo fare, non mi ricordo. allora, ve ne dico una alla volta. Da dove venivano? Allora venivano dalla Bosnia, dall'Erzegovina, dalla Croazia, dalla Slovenia e dal Montenegro. C'erano molti montenegrini. Dicono che era tutto il campo per internati civili, non è vero, perché i montenegrini erano quelli del disciolto battaglione Aurin e lì dentro lo hanno anche ricostituito perché loro sono usciti fuori con le armi, perché poi l'8 settembre Salus in fuga, ecco,
quelli hanno preso le armi e sono usciti, avevano anche le berrette con la stella rossa, perché avevano cucito di nascosto, avevano fatto anche un giornale nascosto, Visco proprio si chiamava. E esistono 2 copie ovviamente manoscritte, non potevano avere la stampante là dentro, non potevano avere la grafica goriziana che abbiamo qui, è l'onore e il piacere di avere qui, ma avevano persone che scrivevano come la stampa e, e avevano anche un buon umore, perché mettevano, sono state scritte anche delle poesie, bellissime poesie di Ivo Brude. E se io ho fiducia in quelli, io spero che non venga il compromesso, perché abbiamo un'occasione più unica che rara, basta che rispettino quello che ha detto la signora tedesca. Più un organo tecnico di quelli sono storici, sono urbanisti, sono tecnici, conoscono vita, morte, miracoli. Se quelli hanno vincolato, vuol dire che io gli ho offerto dei documenti, perché glieli ho offerti soltanto io. E dopo loro hanno chiesto di fare una rilevazione edificio per edificio, ma quel che erano lo hanno soltanto dalle carte che ho trovato io. Tant'è vero che mi sono accettato che il comune parla di tutto questo senza aver mai richiesto le carte nel luogo dove ci sono, non è mai andato a consultarle. La domanda è solo la mia di consultazione delle carte, quindi io spero, perché è evidente che se si fa il compromesso, facciamo la rapidina, facciamo il corridoio di qua e di là, che poi possa venire usato intelligentemente, questo non spetta a me, spetta ai museologi, spetta agli architetti. Io non sono né museologo né architetto, io mi occupo di storia, ma mi occupo soprattutto di rendere giustizia e di fare in modo che questo non si ripeta, perché questo ogni volta che vado a parlare agli studenti dico: state attenti che questo può ripetersi, dovete stare zitti, attenti e assorbire quello che vi dico, assorbire proprio quello che vi dico, perché questo può ripetersi, è sempre dietro l'angolo. Questo è importante, quindi sentirsi un campo addosso, non una lapidina, perché le lapidine non fanno nessun effetto. Io ho visto cosa vuol dire andare ad Auschwitz e a Birkenau, là ci sono folle di giovani che ci vanno. E là non parlano tanto, guardano, e basterebbe vedere, basterebbe vedere le latrine di Birkenau per capire la disumanità del nazismo. Non occorre neanche leggere Mein Kampf, che io me lo sono guardato in lungo e in largo. Erika? Hai parlato delle difficoltà che hai avuto e che hai tuttora con il comune, che Sì. è comunque amministrato dall'amministrazione di centrodestra. Sì, sì. E gli altri, la galassia di centrosinistra, il PD, l'AMP, tutto quello che insomma, tu hai sempre l'impressione di essere solo in questa tua battaglia. Sì, ma nel senso che dicono sì, che faremo il Museo della Resistenza a Palmanova, poi si andranno a vedere i campi di Visco, eccetera, ma non dicono il campo va conservato, devono dire in maniera chiara: vogliono sì o no che ciò che è vincolato dalla soprintendenza rimanga vincolato e valorizzato. Lo devono dire tutti, politica, associazioni, stati, eccetera. Lo devono dire tutti in maniera chiara. Quando ti dicevo dei cani, ma come si fa a permettere una cosa del genere? Ma già per il fatto che c'erano i morti della prima guerra mondiale dovevano sollevarsi tutte le associazioni, eccetera. Nessuno ha fiatato. Forse c'è poca memoria, no? No, ecco, mi sono ricordato adesso, ma secondo lei il fatto di non voler ricordare e riconoscere... No, loro dicono che vogliono ricordare, la porcata secondo me sta lì, perché dicono che vogliono ricordare, però non permettono che si vada dentro, anzi hanno chiamato i pompieri per dire che tutto è pericolante, che non si vuole che si vada dentro. I pompieri hanno dichiarato per forza: se nessuno va a segare gli alberi, nessuno va a pulire, nessuno mette in sicurezza, mancavano 2 metri quadri di ondulum su un tetto,
hanno lasciato che tutto crolli. È crollato un albero su un... hanno tirato via l'Eternit e non hanno messo un telo di plastica che bastava e quello sta crollando tutto. Io sono certo che stanno lasciando cadere tutto, perché poi lo stellone italico fa così: quando è tutto massacrato si fa una variante del piano urbanistico e si fa quello che si vuole, e a Dio capo ci metteranno una lapide, faranno il pianto una volta all'anno, ma poi si fregheranno le mani. Se c'è il vincolo delle armi non possono farlo. No, non possono farlo, anche se cade. Ho capito, ma quando tutto sarà caduto e tutto sarà deserto, voglio vedere io se ci sarà la forza di contenere. Non ho visto, hanno costruito perfino sulle spiagge, non accanto alle spiagge, sulle spiagge. Poi una domanda. Adesso hai parlato del campo di disco, però ce ne sono stati altri, per esempio Poggio, no? È anche una situazione diversa, perché era un campo di passaggio su cui si sta facendo un po' lo stesso discorso. Certo, ma Poggio per esempio, anche lì c'è una situazione diversa, perché può essere veramente riutilizzato questo. Perché non trovare, dico io, siamo in un luogo turistico, siamo poco lontano dalla fortezza di Gradisca, dicono che metteranno a posto il castello di Gradisca, no? Perché non cercare anche lì di fare una struttura per le vacanze, perché il Carso è un luogo di vacanze, può essere sfruttato, anzi cominciare a fare vacanze anche di massa, possiamo dire, in modo con la grande guerra è tutto qua. Cioè, con la grande guerra è tutto qua, non solo la grande guerra è tutto qua, ma quelli che hanno la passione possono andare anche a compulsare le varie cantine, no? Le varie cantine, ecco. Però le varie cantine senza quello non valgono per niente, perché il vino se lo trovano buono in Australia, in Sudafrica, in Cile, in California, ma non trovano queste cose, perché gli americani, quello che ci invidiano è tutta la storia, e lì possiamo leggere la storia del nostro territorio in maniera meravigliosa. Ecco, cioè unire l'utile, non dico al dilettevole, ma al pratico e all'economico anche. Cioè conservare la memoria in modo da trasmettere. In maniera intelligente. Sì. Se non ci sono altre domande, noi abbiamo fatto adesso un'oretta giusta, Sì. un po' abbiamo sforato, ma credo che il discorso era molto così interessante, i temi trattati E se volete, fanno riflettere, se no? volete anche, c'è anche una Madonna che parla del rapporto tra friulani e sloveni, ed è la Madonna di Medana. La Madonna di Medana, che è l'immagine di una Immacolata, la statua, l'immagine di una Immacolata, però è usata come assunta, perché la portano in processione il 15 di agosto, e io ho visto che aveva 1 miliardo di persone, di più, è importante, è una Madonna che è stata scolpita da un socialista del mio paese, un socialista ateo. Quella volta non era ateo, perché è stata scolpita nel 1896, ma dopo camminava col bastone che aveva il pomello, la testa di Lenin, e ha lavorato solo per chiese, la legge del contrappasso, ha lavorato solo per le chiese, e il capolavoro è questa Madonna di Medana. Come è stata portata lì? È stata esposta in diverse città della regione, e quando è arrivata a Gorizia si è verificato un fenomeno di pellegrinaggi di massa da tutto il Coglio. C'era la gente che si fermava lì davanti la vetrina di Paternoli, dove era esposta questa bellissima Madonna di legno, e si inginocchiavano, e inorridito il Corriere di Gorizia liberale dice: ecco dove porta la superstizione. Hanno fatto di tutto, questo mi ha raccontato il cancelliere Monsignor Clinez? Sì. Chi? Clinez, sì. No. Come?
Simsic, non Pline, Simsic. Mi ha raccontato che sua nonna gli ha detto che era stata acquistata. E come era stata acquistata? Era stata acquistata con le offerte di tutto il paese perché non ha voluto che quella Madonna andasse via, l'ha presa con sé. Ecco. Abbiamo anche... E quest'uomo, che era un socialista, ha lottato per la pace e si è fatto la fortezza di Lubiano, difatti, ed è stato poi internato dagli italiani in Sicilia. Lei ha detto che c'è poca importanza da parte dei stati, nel senso sloveno e anche da parte italiana. Siccome abbiamo questa fortuna di avere anche la console qui con noi, per me forse una proposta sarebbe ottima in qualche modo che proprio lei tramite il ministero, invece di, come dire, di portare le colonne solamente con Ars e a Gorizia, magari in qualche modo si potrebbe incominciare. No, ma le portate anche lì. Ecco, sì, però in quell'occasione, a novembre e il 25 aprile, si potrebbe fare questa. Sì, in effetti questa proposta è già stata fatta l'anno scorso e l'anno scorso abbiamo anche visitato Visco. Lì, come ha detto il professore, il problema è che il comune appunto non lascia entrare. Sabato faranno la cerimonia nel piazzale antestante al cimitero. Si può benissimo fare anche nella casa. Stanno dicendo che vola l'amianto, però c'è un deposito di camion e rimorchi, c'è la sede della protezione civile, viene a fare esercitazione della Croce Rossa e ci sono 4 ditte edili che hanno i depositi. Se l'amianto vola è grave per tutti, o vola o non vola. Ma il problema non è tra me e l'amministrazione, perché io ho cominciato a interessarmi nel 92. Il problema è la questione della tutela del campo. Il fatto che sia venuta questa amministrazione comunale è un accidente, no? È un accidente grave, un accidente. Noi abbiamo perso le elezioni proprio per voler fare del campo una memoria. Lì abbiamo perso le elezioni perché la gente vuole vendere perché pensa che le pere arrivano dal cielo sbucciate una volta che ci sono tante aree commerciali dove la gente va e non ha un becco di quattrino per comprare, perché hanno fatto l'Aude, hanno fatto la zona di Villese e pensa di non pagare le tasse. A Daiello, che hanno l'Aude, hanno aumentato 4 volte in 3 anni la rete della casa di riposo, adesso aumenteranno l'IRPEF, no? E a Villese, dove hanno quella montagna di superficie che dovrebbero nuotare nel grasso, anche là non si è saputo che la gente paghi 1 lira di meno. Ecco, e tutti pensano che arriveranno le pere, le aspettano così, le pere già sbucciate dal cielo. No. Se ci sono altri interventi, dubbi colleghi? Io spero che cadano pere così. Beh, con questa immagine io chiuderei la serata, darei la parola a Franca Sgavez. È stato un piacere ascoltarla, grazie. Grazie per la serata, grazie anche a Pietro. Noi abbiamo l'abitudine di versare un po' di vino. Grazie. No? Graditissimo. Quindi siete invitati, possiamo continuare il dialogo così, Grazie. di forma personale. Grazie a tutti, hvala vsem in da sviđanja prihodnjič. Hvala.